Oggi una visita con le istituzioni, all'Istituto Rita Levi Montalcini, le terze classi incontreranno i vertici delle forze dell'ordine, in particolare il questore di Agrigento. Sì, oggi è una giornata estremamente particolare, abbiamo l'onore e il piacere di avere il signor questore di Agrigento per questa manifestazione che abbiamo messo in campo. Manifestiamo con ordine, proprio alla luce dei fatti che sono successi mesi addietro e che ultimamente anche, nel senso che la protesta va fatta, è giusto manifestare le proprie idee, tra l'altro sancito anche dalla nostra Costituzione, ma tutto deve essere fatto nel rispetto dell'ordine e nel rispetto delle regole democratiche. I ragazzi hanno preparato uno spettacolo, delle poesie, vari momenti insomma in cui esprimeranno il loro concetto verso la legalità. Sì, diciamo che prima di arrivare a questo incontro i ragazzi hanno fatto un percorso didattico e partendo dalla storia dell'arte con l'analisi del famoso quadro di Giuseppe Bellizza, Il Quarto Stato, metteranno in scena, riproponendo quello che è il Quarto Stato, questo famoso dipinto del pittore Giuseppe Bellizza che rappresenta appunto la protesta del mondo operaio per ottenere i diritti e da lì faranno tutta una serie di attività e continueranno anche dopo questa bellissima giornata di oggi. Oggi qui un momento di incontro con i ragazzi dell'Istituto Rita Levi Montalcini per ribadire anche i valori della legalità, quanto sono importanti. Sì, io ringrazio il dirigente scolastico per l'invito. Per me è sempre un grandissimo piacere e onore avere a che fare con i giovani e soprattutto poter condividere qualche idea con loro su quelli che sono i concetti di legalità, sicurezza, soprattutto su un tema così importante come quello del manifestare, che oggi in qualche modo pone molte criticità su come considerare e come praticare questo diritto. La questura sempre vicino, le istituzioni sempre vicino al mondo della scuola e non solo. Sì, non solo, è il nostro dovere, dobbiamo essere vicini ai cittadini perché lavoriamo per i cittadini. Il Comune ha l'obbligo di essere presente e di stare accanto alle scuole e agli alunni, in particolar modo quando si trattano temi così importanti. Il diritto a manifestare, ma nel rispetto della norma, è un tema quanto mai di attualità in questo periodo. Quindi ritengo che sia opportuno, e ringrazio di questo anche la presenza del questore, perché spiegare ai ragazzi l'unico limite al diritto, che è il diritto degli altri, quindi il diritto alla libertà e la possibilità di poter manifestare e rappresentare costantemente in assoluta libertà quello che è il proprio pensiero, nel rispetto degli altri. Abbiamo portato avanti un parallelismo tra i manifestanti che sono i protagonisti di quest'opera, ma che avanzano in modo ordinato, rispettoso, seppur deciso nel chiedere e rivendicare i propri diritti. È quello che purtroppo oggi ha caratterizzato e caratterizza le nostre piazze, con dei manifestanti che, è ancora peggio dire che sono dei giovani studenti, che avanzano in modo disordinato, in modo scorretto, se si può dire, non nel rispetto delle leggi, non rispettano i ruoli, non rispettano l'ambiente che ci circonda. Quindi abbiamo cercato proprio di analizzare e capire qual è il ruolo di ognuno e il rispetto di ognuno soprattutto.